Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Cari ascoltatori, cari amici, anche oggi siamo qui 30 minuti con Bruno Zanette, è qui con voi e naturalmente come ogni volta, come ogni trasmissione, porta degli ospiti straordinari. L'ospite che sono venuto a trovare, mi sono spostato dallo studio e sono venuto a trovare nel suo ufficio oggi, meritava questa delicatezza nei suoi confronti perché è il sindaco di Vazzola, è Pierina Cescon. Sindaco, Piera. Buongiorno, piacere. Piera Cescon, sì, Piera Cescon. sì. Pierina è anche bello. È il nome della nonna. È il nome della Il nonna. nome della nonna. Ma lo sapete perché io sono orgoglioso di essere qui a intervistare il sindaco di Vazzola? Perché io sono di Vazzola. Io sono nato contadino, l'ho detto in altre occasioni, sono nato solo contadino e i miei nonni, i miei genitori, i miei nonni vivevano nella località Bosco. La conosce lei, sindaco? A poche centinaia di metri da dove abitavano i miei. Bene, sindaco, io ho così aperto, grazie questa trasmissione, grazie ad Alberto Stocco di Ca del Poggio. Alberto di Ca del Poggio, dove il prosecco incontra il mare. Senti che straordinario slogan. È perché io faccio questa trasmissione sostenuta da Ca del Poggio, perché è uno degli imprenditori dell'area che ha saputo coniugare quelle che sono le difficoltà della crisi che abbiamo passato in questi anni alle necessità di trasformarsi e creare un resort che riceva gli ospiti che noi dovremmo avere tutti i giorni. Il turismo per noi è importantissimo. Ancora una parola a me e poi gliela passo a lei, signor sindaco, e lascio a lei definitivamente la parola. Siamo in una stanza straordinaria. Siamo in una stanza che lei ha fatto rivivere da quando mi raccontava prima, da quando è diventata sindaco, e adesso ce la racconti. Allora, questo è Palazzo Tiepolo, della famiglia nobile Tiepolo, una delle famiglie fondatrici di Venezia, quindi la maggiore nobiltà possibile in Venezia. Questo era un possedimento di terra, come si dice, quindi c'erano le campagne, le coltivazioni. In questo palazzo ovviamente si svolgeva la vita estiva della famiglia Tiepolo. In questo piano dove attualmente siamo vi era il cosiddetto piano nobile. Questa è la cosiddetta Camera degli Sposi, nel senso che a seguito di ricerche fatte dal professor Antonio Soligon si è scoperto che all'interno di questo palazzo, questa meravigliosa stanza rimasta con gli stucchi originali, perché questi veramente sono gli stucchi dell'epoca, dei primi anni del 1700, questa era la Camera degli Sposi. Mi permetto far notare che dietro la sedia del sindaco c'è questa bellissima effigie delle iniziali degli sposi, Juan Domenico Tiepolo e Caterina Sagredo, i proprietari di questo palazzo. Nella stanza accanto, la seconda rimasta abbastanza integra, completamente affrescata, attualmente adibita alla nostra sala consiglio, si svolgevano probabilmente i balli di questa nobile casata. Il palazzo è stato occupato dalle truppe napoleoniche quando Napoleone Bonaparte è venuto in Veneto, è stato parzialmente distrutto purtroppo dai soldati e dagli eventi bellici anche. Poi fine anni 60 è stato fortunatamente acquistato dal comune di Vazzola che dopo qualche anno lo ha adibito a sede municipale. A fine anni 70 si è svolto il primo restauro di Palazzo Tiepolo.
a seguito delle vicende anche di bilancio eccetera, non è stato possibile riprendere in mano anche la cura degli affreschi di queste stanze e quando abbiamo iniziato il nostro mandato 2 anni fa, verificando che vi era la possibilità di ripulire questi due locali che sono veramente meravigliosi, abbiamo dato seguito alla pulizia e al consolidamento che stiamo facendo adesso degli affreschi in sostanza. E anche nella sala consigliare? Sala consigliare, certamente. Che noi verremmo a riprendere all'inaugurazione. Guardi, con grande gioia. Noi abbiamo già fatto, abbiamo avuto modo di presentarla anche con qualche emittente televisiva. La sala consigliare era completamente affrescata con immagini di un artista molto probabilmente della scuola del Veronese. Vi sono rappresentate le metamorfosi di Ovidio, quindi le vicende dei dei greci, e tutto il significato è uno solo, è l'elogio dell'ordine, perché per Venezia l'ordine e quindi il senso dell'ordine, della collettività era la cosa più importante. Questo è un tema, come dicevamo prima, che a me personalmente sta particolarmente caro, perché ritengo che noi siamo figli della Serenissima. Ecco. Lei quindi questo è. Diciamo che in apertura ci ha raccontato se stessa, lei che si appropria del comune di Vazzola. Beh, si appropria è un po' tanto. No, si appropria del comune di Vazzola, lo dico come provocazione, e entra con la sua arte a difendere quello che è l'arte e che è il futuro del nostro territorio, perché noi siamo ricchi d'arte, lei me lo diceva. Molto. Allora, per me difendere la nostra cultura, la nostra storia è proprio quello che sento di più in questo momento della mia vita. Ovviamente magari quando ero più giovane ero più distratta, come succede. Ecco, abbiamo una storia, una cultura fantastici. A Vazzola abbiamo anche attività produttive, sia industria e soprattutto agricoltura, meravigliose. Ecco. Ritengo che la gente veneta, la popolazione veneta debba prendere consapevolezza della propria storia. All'inizio del mandato ho iniziato anche un percorso di conoscenza mia della storia del nostro comune. Pensi che vi sono riferimenti storici dal IX secolo per quanto riguarda Vazzola. Vazzola era un comune molto ricco perché aveva abbondanza di acqua e l'acqua permetteva coltura di fienagioni che venivano vendute agli eserciti. Qui è stato territorio, possedimenti di Daccamino, prima, poi ci sono state scorribande purtroppo dei vari barbari e quindi anche è stata messa a ferro e fuoco Vazzola a suo tempo, ecco. Dopodiché è intervenuta Venezia che ha riportato l'ordine e anche molti anni di assoluta pace. Dopodiché sono intervenuti i soldati francesi di Bonaparte, infine gli austriaci e poi con le guerre i tedeschi. Quindi è stata terra che ha veramente vissuto in modo drammatico tutti gli eventi della storia italiana. Secondo me il Veneto merita di avere un altro posto, anche a livello nazionale. Purtroppo siamo sempre ritratti come i poveretti che sono quasi una macchietta. Non c'è niente di più sbagliato, abbiamo imprenditori di altissimo livello, qui a Vazzola il nostro è un piccolo comune di 7.000 persone, però abbiamo delle imprese che competono a livello mondiale, abbiamo imprenditori agricoli che portano avanti prodotti eccellenti e uniscono insieme anche eventi culturali e quindi fanno il bene del nostro paese. Noi abbiamo il dovere di supportarli. Io quando sento un sindaco parlare con tanto amore del proprio territorio,
io gioisco perché per me, e ne parlavamo prima, è importante che chi gestisce amministrativamente, come lo sta facendo lei, la sua giunta, un territorio ne conosca la storia, ne conosca il passato, il presente e possa orientarlo verso il futuro. E questa è una grandissima, veramente una grandissima cosa. Non dovrebbero esserci posizioni di destra e di sinistra, ma dovrebbero esserci posizioni di benessere per il proprio territorio. Sono d'accordo con lei, infatti anche proprio quello che cerchiamo di fare come amministrazione, noi siamo una lista civica, premetto questo, quindi non abbiamo un carattere ideologico che ci rappresenta in sostanza, siamo delle persone di buona volontà che cercano di fare del loro meglio per il proprio comune. È molto difficile, le assicuro, smussare quegli angoli di conflitto con altre persone che rappresentano invece delle ideologie, dei partiti politici. Per me... Ma ci sono ancora, Sindaco? Ma secondo me i partiti politici hanno assolutamente il loro senso. Questo sì, sono d'accordo con lei, ma ci sono ancora? Purtroppo non ci sono più. Cioè, quello che secondo me manca in questo momento è un insieme di rappresentanti politici che abbiano una formazione molto seria. Brava. Non si può, cioè, se io devo dirigere un'impresa, non è che posso mettere un bambino delle medie. Quindi magari potrà essere dotato, potrà essere molto bravo in alcune cose, però bisogna avere una strategia e una preparazione. Molte volte quella che è l'impressione che si ha sentendo alcuni politici, lasciamo stare l'aspetto etico, perché quello è pietoso purtroppo. Tutti gli eventi di corruzione eccetera hanno portato fango sulla politica, ecco. Serve però anche preparazione. Qualche volta si ha l'impressione che chi fa il politico professionista, e non lo dico con disprezzo, non sappia fare nient'altro nella sua vita. Invece, a mio avviso, il periodo dell'attività politica deve essere limitato. Io personalmente sono per i 2 mandati, massimo anche a livello nazionale. Però vedi, sì, ecco. sì, forse ha ragione, però non le sembra che sia poco 2 mandati, sia piccolo il percorso per poter sviluppare quello che si va perché lei stessa me lo diceva, che lei è una donna di cultura, lei è una persona che non si può certo dire pur di estrazioni contadine, perché questa è è la nostra peculiarità, la peculiarità del nostro territorio. No, anzi, io sono orgogliosissimo, perché è proprio dalla terra che viene anche il futuro del mondo, non viene da altre parti. Sono convinta anch'io. Allora, io dico che sì, è vero il mandato corto, cioè non fare politica una vita, ma per un periodo sì, perché quando si è incominciato ad integrarsi nelle necessità del proprio territorio, nelle esigenze del proprio territorio, non si possono portare avanti i progetti e i programmi perché se me ne devo andare via, perciò un periodo deve comunque esserci. Allora, bisogna che precisi questo concetto. Allora, il periodo limitato per me, parlo a livello nazionale ma anche a livello locale. Mi scusi perché forse nella sua risposta sta anche una parte della mia domanda che è mancata. Sì, è vero, limitato sul territorio, ma a crescere per arrivare al nazionale, per portare quelle che sono le esperienze del territorio. Ecco che la politica diventa, cioè il fare il politico deve avere un percorso un po' più lungo di quello del mandato tout court, nel proprio guscio e poi finire là. Allora, i 2 mandati sono 10 anni, quindi non è che sia un periodo ristretto, quindi dopo, sia per esperienza, sia anche guardando quello che è la normalità nelle persone, quando si intraprende con gioia, con energia un'esperienza, questa fatica, perché le assicuro che quando si crede in un'esperienza di questo tipo, come anche può essere in altri ambiti di volontariato,
si spende e si utilizza il proprio tempo, tanto tempo. Personalmente la maggior parte del mio tempo non esiste più tempo libero, se non quello dedicato all'attività, allo studio, che riguardano quello fa parte del senso civico della persona, però non deve essere non compensato, perché è proprio compensare la professionalità che poi paga anche mettere il proprio tempo come senso civico. Ecco, allora, volevo completare la risposta di prima. Secondo me, guardando l'esperienza del mondo anglosassone, che ha i pro e i contro secondo me, però quanto a funzionamento di sistemi statali, quindi funzionamenti, storia della democrazia, ha molto da insegnarci. Noi siamo un paese con una democrazia giovane, quindi 1945 la Repubblica Italiana, quindi abbiamo ancora troppa poca storia da questo punto di vista. L'alternanza è la base della democrazia e anche della pulizia delle persone, perché in Italia uno dei problemi più gravi è la corruzione, perché girano sempre le stesse persone alla fine. Anche, cioè, l'alternanza che noi vediamo nei paesi anglosassoni, anche negli uffici, i grandi dirigenti, cioè se una persona sa che dopo un certo periodo di tempo cambierà posto, probabilmente ci sarà meno occasione di avere quella ragnatela che invece troviamo in Italia. E questo è un elemento, secondo me. Secondo elemento, è mancato, come stava accennando lei prima, nella formazione della nostra classe politica di Roma, del Parlamento, quello che è il passaggio che una volta caratterizzava i politici, quindi partire dal comune, dalla provincia, passare alla regione per poi andare a Roma. Cioè, se una persona non ha conoscenza di quali sono i problemi a livello locale, cosa porta a Roma? Come può essere, diciamo, ferrato nei problemi su scala nazionale? Io credo che ci siano veramente dei politici anche molto preparati, però oltre alla preparazione teorica occorre anche prendere visione sul campo, metterci le mani qualche volta nella terra nuda, come si fa col giardino. Ecco, allora si può capire quali sono i problemi che noi abbiamo, perché tutti noi ormai vediamo la politica come abitanti di Marte. Perché tante volte abbiamo l'impressione che questi non hanno mai preso un autobus, non hanno mai fatto una domanda all'ufficio tecnico per vedere quanto tempo ci vuole per evadere una pratica. Quindi di cosa stiamo parlando? Lo stesso adesso, una delle problematiche che noi abbiamo, magari avremo occasione di parlarne dopo, anche con la problematica dell'immigrazione, che è un tema enorme, sarà quello che farà decidere le sorti dell'Europa. Cioè l'approccio deve essere... Questo dell'immigrazione è un tema che però, perché sa, Sindaco, 30 minuti con Bruno Zanette sono tanti, ma sono talmente pochi quando ci si appassiona a un dialogo come stiamo facendo noi due, che io vorrei entrare dopo essere tornato a Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare e dove vive la famiglia Stocco, che ci dà questa opportunità. Io dopo aver rifatto un passaggio lì, anche perché potremmo andare lì a mangiarci un risottino qualche volta. Conosco la sede che è bellissima, non voglio usare un anglicismo, la location. Bene, noi siamo di estrazione contadina e diciamo il luogo dove andiamo a mangiarci un buon risottino e gustare il prosecco. E noi abbiamo un po' parlato della vostra filosofia di vita e di concezione dell'amministrazione. Le stavo dicendo prima che avremo un'altra occasione per parlare di immigrazione, perché è un tema talmente importante che non si può articolare in pochi minuti, bisogna dare molto più spazio, perché ci possono essere dei contraddittori, che a me piacciono i contraddittori, ma che siano costruttivi, e devono essere costruttivi. Sono d'accordo. Allora,
una cosa che mi interesserebbe portare su questo tavolo in questa trasmissione è farle 2 domande del territorio. Cosa si aspettavano i cittadini da lei? Cosa si aspettano che faccia? E cosa lei risponde a queste domande che mi sembra siano anche pertinenti, no? Perché stiamo parlando del suo mandato, del suo primo mandato. Sì, è il primo mandato, sono 2 anni adesso, nel mese di maggio, che stiamo operando come amministrazione. Cosa si aspettavano? Sicuramente un cambiamento. Quello che è la denominazione della nostra lista civica è proprio Cambiamo Insieme. Eravamo partiti dall'osservazione che, a nostro modo di vedere, l'amministrazione era un po' spenta come collegamento con la cittadinanza, come iniziative, come anche modo di amministrare. Ecco, in precedenza c'era, ormai credo da diverse legislature, la maggioranza era strettamente in mano a Lega Nord e allora era PDL, mi pare che si chiamasse in origine. Ecco. Poi ovviamente sono intervenuti diversi eventi a livello nazionale e quindi ci sono stati dei contrasti, ecco. Io credo che a livello locale, come dicevo prima, dopo un certo numero di anni probabilmente anche si perde un po' la carica che si ha all'inizio. Ecco, a mio avviso è fondamentale ogni tanto cambiare, ma anche per noi stessi cambiare tipologia di esperienze ci arricchisce e ci fa andare avanti. Abbiamo quindi costruito un gruppo di persone che poi si sono candidate con un programma. Il programma è l'insieme di obiettivi nei quali crediamo fermamente e che stiamo via via attuando, perché quando un'amministrazione viene eletta prende l'impegno nei confronti della cittadinanza di realizzare quello che è il programma. Quindi il programma sostanzialmente va un po' da riordino di quelli che sono gli uffici, quindi orari anche più ampi nei confronti del pubblico, un maggiore dialogo con la cittadinanza, perché quello che io cerco sempre anche di comunicare alla cittadinanza: quando avete qualcosa che non va, venite qua, questo è l'ufficio preposto. Certo. Ecco, quindi io sono esattamente una di voi che ha avuto la fortuna di andare fuori dal proprio paese, di studiare, di fare tante cose, però adesso questo è il mio compito e cerco di fare del mio meglio insieme con i miei assessori, con i consiglieri, ecco. E poi ci siamo anche prefissi di riorganizzare in parte quello che è il settore sociale, nel senso di soprattutto rendere più partecipi anche i beneficiari con attività, non solo con i semplici contributi come si faceva una volta. Una volta si era abituati che una persona che aveva bisogno veniva in comune, gli venivano dati 100-200 euro, basta, tutto finiva là. Questo tipo invece di comportamento, a nostro avviso, non va bene, non fa crescere la persona. Questo è il motivo per il quale abbiamo portato avanti sia delle politiche in collaborazione, ad esempio con la Caritas diocesana, col progetto 5 pani e 2 pesci. Quindi si incentivano le persone a svolgere anche dei piccoli servizi, delle attività, anche perché niente è più brutto di dare l'elemosina alle persone. Certo. Ecco, stiamo facendo poi dei corsi di italiano per gli stranieri, perché un altro tema che ci sta particolarmente a cuore è che l'integrazione non è possibile se non si parla la stessa lingua. Quindi se non parliamo italiano, viva Dio, non ci può essere integrazione.
Il tema dell'integrazione femminile ci sta particolarmente a cuore e lì ancora abbiamo tantissima strada da fare, perché in altre culture sicuramente abbiamo un modo di interfacciarsi col mondo femminile che è completamente diverso rispetto al nostro. Si osservano, guardi, mi ha fatto specie una cosa, Ieri era che ho fatto 5 giuramenti di cittadinanza. Vassola è un paese che ha tra il 17 e il 18% di stranieri, quindi percentuale alta. La convivenza è tranquilla comunque, ecco. Per noi è molto importante il dialogo, perché ogni cultura ha delle prerogative. Ecco che ritorna il discorso di prima. Noi dobbiamo conoscere la nostra cultura, i nostri valori. Io non ho paura di dire che credo nei valori cristiani personalmente, però non ho assolutamente rispetto di qualsiasi altra religione. Certo. Però che non vengano a pretendere di imporla di togliere il crocifisso dalla mia aula. Quindi noi abbiamo il crocifisso, abbiamo fatto il nostro presepio, eccetera, ma nessuno lo ha messo in discussione, certo, perché sanno che quelli che sono i nostri valori noi ci crediamo e li difendiamo anche. E questo è quello che secondo me anche con le scuole, con i giovani, non è che bisogna aver paura di dire quello che è il proprio pensiero, nel rispetto degli altri, certo, però deve essere reciproco, no? Di soccombenza. Ecco, un altro settore dove stiamo anche lavorando molto, in questo caso è in particolare anche il vice sindaco che se ne occupa, è il settore delle associazioni. Vassola ha oltre 55 associazioni. Ecco, quindi mi piace che lei sia entrata in questo argomento perché era uno degli argomenti che volevo trattare verso la fine. Siamo verso la fine e perciò abbiamo il tempo giusto per parlare del volontariato. Nei nostri comuni il volontariato è quello che sostiene veramente la nostra società. Quindi stiamo anche lì riordinando, abbiamo costituito un albo delle associazioni e adesso le associazioni stanno proprio procedendo alle richieste di iscrizione, portando la documentazione, quindi statuto, bilancio, eccetera. Tutte le associazioni svolgono delle attività bellissime. È un mondo che conoscevo poco e che sto via via apprezzando perché fanno guai se non ci fossero le associazioni. Hanno ancora un aspetto che secondo me sul quale bisogna lavorare insieme. E si tende ancora a proteggere il singolo orticello, quindi c'è collaborazione, perché in certi casi c'è collaborazione, però deve migliorare la collaborazione, anche il dialogo deve migliorare, perché non è che un'associazione fa una cosa e l'altra la guarda un po' di traverso, dobbiamo lavorare insieme, questo è il nostro comune. Anzi, un'associazione deve essere orgogliosa se un altro la stimola a fare qualcosa di più, perché o si è volontari e si fa col cuore, oppure ci sono degli altri motivi, allora è meglio che se ne stiano a casa, giusto? Sì, e a questo proposito completo la domanda che mi ha fatto prima sull'alternanza in politica. Una delle cose che secondo me siamo ancora molto indietro in Italia è la cultura del dialogo, cioè io posso pensarla diversamente da lei oppure da lei, non per questo devo essere aggredita fisicamente anche. Cioè, ho il mio pensiero, ci confrontiamo, dobbiamo essere anche pragmatici perché per fare delle scelte anche politiche bisogna poi decidere alla fine e la decisione dovrebbe essere fatta nel merito della scelta, non semplicemente perché tu dici bianco, io dico nero e così non si fa né bianco né nero. Questo è quello che succede, ecco. Però nel settore delle associazioni, nel settore della politica in particolare, dobbiamo lavorare per il dialogo. È il confronto che ci arricchisce, altrimenti avremo una dittatura. E ancora peggio quando la dittatura è fatta da persone che non amano il paese. Le dirò che lei ha avuto il coraggio di dire come ha visto il suo intervento, il vostro intervento di lista civica nel territorio, nel contesto cittadino.
avuto il coraggio di dirlo senza denigrare quelli che sono stati, che hanno fatto quello di prima. Secondo lei potevano fare di più, però la storia, anche quelli che sono venuti prima di destra o di sinistra, hanno fatto comunque la storia della città e del paese, e questo a me è piaciuto. Cioè, da un lato il suo esprimere come vedeva il cambiamento e come vedevate voi il cambiamento, dall'altro il rispetto di chi è passato prima di voi, e questo l'ha confermato poi con la sua affermazione ultima. A me dispiace che il tempo purtroppo sta per finire, e mi faccio fare una promessa e mi dirà lei quando, ma io sarò ancora qui a intervistarla. Allora la prossima volta magari ci saranno anche i miei assessori, che sono tutte persone giovani e anche piene di energia, bravissime, che lavorano senza di loro il sindaco non fa niente. Certo, ecco, come lei vuole. Io le assicuro che la piattaforma che noi abbiamo creato, che Veneto Globe come associazione ha voluto realizzare, è quella proprio di portare nel mondo le peculiarità del nostro territorio, del nostro Veneto. Vedo che lei ama il Veneto come lo amiamo noi, e io spero che ci sia possibilità per il futuro di rivederci. Vi ringrazio tantissimo. Di Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. Senz'altro, okay? grazie. Arrivederci alla prossima trasmissione. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.